Un accorato appello viene lanciato via social dal Salvatore Borsellino, consigliere comunale di Agrigento, presidente della prima commissione consiliare permanente allo sviluppo economico di Agrigento, al presidente Conte, all'onorevole Michele Sodano e al ministro Di Maio in particolare, chiedendo quando le misure alle partite IVA, artigiani e lavoratori dipendenti che si trovano a casa per il coronavirus verranno erogate. Tra le altre le misure di Euro 600 una tantum, ancora non vengono presentate le istanze affinché si facciano le domande tramite patronati. Il mio appello è rivolto soprattutto al Presidente Conte, all'onorevole Ministro Di Maio, all'onorevole Michele Sodano, deputato nazionale, che chiaramente ha il modo di interloquire e di comunicare i nostri messaggi al nostro Premier, che ringrazio per i vari DPCM che sta mettendo in atto, e anche al Ministro Di Maio, che giornalmente mi pervengono delle telefonate dai miei concittadini che mi chiedono quando e come queste misure a sostegno delle piccole e medie imprese, a sostegno delle partite IVA, a sostegno degli artigiani, a sostegno di quei lavoratori dipendenti che ad oggi si ritrovano a casa perché chiaramente siamo costretti a stare a casa giustamente. Lo dico e lo ribadisco, a scanso di equivoci, giustamente bisogna stare a casa. Quando verranno messe in atto queste misure, mi riferisco ai 600 euro appunto per i piccoli e medi imprenditori. Quando saranno messe in atto queste misure? Le 600 euro una tantum per i piccoli e medi imprenditori, roba da poco. Consideriamo che in Francia e in Germania le misure per i piccoli e medi imprenditori ammontano a circa 1.500 euro in Francia e dai 3.000 ai 5.000 euro in Germania. Detto questo, vorremmo capire anche quando sarà messa in atto la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti che ad oggi non possono mettere più la pentola sopra il fornello dopo 20 giorni di stare a casa, non potendo lavorare, combattendo questa pandemia. Non sono ancora state comunicate le procedure che mettono in atto questi aiuti di poco conto, perché possiamo parlare anche di un altro problema che affligge i piccoli e medi imprenditori, e ve lo dico io qual è il problema. Se voi non ne siete a conoscenza, un piccolo e medio imprenditore che quindi commercia, acquista e vende merci a vario titolo. Acquista con dei titoli. I titoli nella fattispecie sono gli assegni. Questi assegni devono essere pagati. Questi assegni devono essere pagati chiaramente lavorando e vendendo la propria merce. Ma questi piccoli imprenditori che oggi sono costretti giustamente, ripeto, giustamente a stare a casa, non potendo vendere le proprie merci ed aprire le proprie attività, come devono pagare le scadenze e i fornitori?